Settima e conclusiva corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, sono 10 al via: Alba Lunare, Artemisia Jet, Ariel GSO, AB Mega, Always on My Mind, Aretha Franklin. In seconda linea Axis di Girifalco, Axel Nib, Aberki Lubi, Amos Rab. I favori in chiusura per Always on My Mind, numero 5 Massimo Barbini in sediolo. Macchina che accelera. Stacco con Ariel GSO veloce che conquista la testa. Si presentano subito AB Mega e Always on My Mind. AB Mega tiene in terza ruota Always on My Mind. I due vanno su Ariel GSO, si avvantaggia AB Mega dopo 200 metri esatti. Al suo esterno va subito Always on My Mind che attacca e otterrà probabilmente strada, vediamo, dopo 350 metri si avvantaggia e al paletto dei 400 sfila. 29,4 però la spesa per Always on My Mind, che ha superato AB Mega, e terza posizione si mantiene Ariel GSO davanti a Artemisia Jet e via tutti gli altri. 600 che se ne vanno in 44,9. Passaggio davanti alle tribune con la risalita graduale all'esterno da parte di Aberki Lubi. Si trascina Axis di Girifalco, quindi Aretha Franklin, via via gli altri. Tanto se ne vanno i primi 800 in 1 minuto e il chilometro in 1,15,2. Si mantiene in vantaggio Always on My Mind, prova ad attaccare Aberki Lubi a 500 dal palo, si trascina Axis di Girifalco che viene via in terza ruota a 450 dall'arrivo. Lo scatto deciso di Axis che sospinge Aberki Lubi su Always on My Mind. I due attaccanti si distaccano ora davanti a Always on My Mind. Sta passando Axis di Girifalco su Aberki Lubi. Axis di Girifalco prende margine di vantaggio in retta d'arrivo e nel finale viene a concludere netto vincitore, mentre per il secondo è il numero 9 Aberki Lubi che precede Aretha Franklin. 1,14,1 il ragguaglio conclusivo, 29,1 a chiudere e triplo a seguire di Roberto Vecchione. Ancora per il training di Holger Ellert, la quota al totalizzatore di 2,80. Axis di Girifalco agisce ai 500 metri finali in terza ruota e passa già all'ingresso addirittura per vincere ancora autorevolmente, mentre il secondo posto sul palo è per Aberki Lubi che corre comunque bene e fa suo il posto d'onore davanti ad Aretha Franklin. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per giovedì prossimo.